Un lavoro di indagine imponente, tra i primi in Europa per quanto riguarda il fronte delle criptovalute, quello portato a termine dalla Guardia di Finanza di Padova e dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. In totale sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni mobili e immobili per 5 milioni e mezzo di euro. Due i principali indagati responsabili di somministrazione di manodopera in modo non autorizzato attraverso una società operante in Veneto che, attraverso alcune cooperative di lavoratori con sede anche in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, forniva lavoratori senza pagare contributi e tasse. Parte dei soldi nelle disponibilità degli indagati sarebbero stati poi utilizzati per la creazione di una mining farm in grado di estrarre criptovalute. La struttura sottoposta a sequestro era allestita in un prefabbricato dotato di ventilazione e impianto di raffreddamento per l'ingente consumo di energia dei sistemi di hardware utilizzati, pari a circa 100.000 euro annui. Nelle disponibilità di promotori anche diversi portafogli virtuali, wallet, in cui erano confluite le criptovalute prodotte dalla struttura informatica. Tra i beni sequestrati anche un'imbarcazione da diporto del valore di 1 milione di euro.